Bellissime vittorie sul Bologna e sul Genoa. Il Chievo è di scena sul campo delle Siena, un campo tradizionalmente fortunato per la squadra della Diga. Intanto vediamo inquadrato mister Mimmo Di Carlo che cambia qualcosina tra i suoi. C'è in campo Bentivoglio al posto di Marcolini. Siamo nei primi minuti di partita e Bogdani che prova subito a impensierire Curci, però l'albanese non arriva bene sul pallone. Ancora il Chievo che spinge, il colpo di testa di Bentivoglio su assist di Luciano. Nulla di fatto, buona comunque la partita del giocatore piemontese. C'è questa azione insistita del Chievo, Pellissier, il pallone che arriva in mezzo, un batti e ribatti, poi Luciano, la gran botta, niente da fare, il Chievo non riesce a trovare il vantaggio e poi da fuori Iori che cerca il gol della giornata, nulla di fatto, nessun problema per Curci. Ancora occasione importantissima da calcio d'angolo, il colpo di testa del brasiliano Luciano ad impensierire Curci. Poi c'è l'azione insistita del Siena che prova, e questo scontro in area di rigore tra Calaiò e Sorrentino, il portierone della Diga che rimane a terra per qualche istante, nulla di grave per lui, la partita prosegue senza problemi. Ci prova il Siena a trovare la rete del vantaggio, il tiro da fuori di Vergassola, fuori di pochissimo, pensiero per Sorrentino, le mani in testa per Calaiò dopo il tiro di Vergassola. Siamo nei secondi 45 minuti, bello il tiro di Ghezzal, grande protagonista di questo secondo tempo per i bianconeri, diverse le azioni per questo giocatore, davvero niente male. È ancora lui infatti che prova questa azione a percussione dei bianconeri, la palla che arriva proprio tra i piedi di Ghezzal e il tiro, nulla da fare, la partita non si schioda dallo 0-0. Allora ci prova il Chievo, il tiro di Capitan Pellissier fuori alla sinistra di Curci, partita che nel primo tempo aveva visto probabilmente il Chievo fare un pochino meglio, nel secondo tempo forse un pochino di supremazia maggiore da parte della squadra toscana. Ancora Ghezzal, la palla che arriva sullo stomaco sostanzialmente di Vergassola che non riesce a ribadire in gol. Siamo nei minuti finali della partita, il tiro di Granoce parato bene da Curci, però il Chievo insiste sulla destra, il cross di Frei e la difesa del Siena che riesce a liberare l'occasione più ghiotta del Chievo dal calcio d'angolo. Marcolini, il colpo di testa di Capitan Pellissier che finisce sul palo. Vedete la disperazione del bomber a Ostana alla ricerca del quarto gol in campionato e rivediamo questo bel colpo di testa, però c'è il brivido finale per il Chievo, il tiro da fuori, guardate cosa rischia Sorrentino che si lascia sfuggire il pallone e che finisce sul palo, probabilmente una deviazione, anzi no, è proprio una grave indecisione del portiere che fortunatamente però non costa la partita al Chievo. Finisce 0-0 tra Siena e Chievo.